Benvenuti a una nuova puntata di 3 minuti per la tua salute, il programma di Videosound che crea informazione per quanto riguarda la salute nel nostro territorio e non solo. Oggi e per 6 settimane faremo delle puntate proprio di informazione generale su alcune patologie. Iniziamo con la chirurgia, seguiranno l'urologia e poi la dermatologia. Allora vogliamo spiegare un attimino cosa sono queste branche. Cos'è la chirurgia? Beh, la chirurgia dal greco significa arte delle mani, cioè un qualcosa che porta vantaggio al paziente curandolo con le mani. Certamente nel tempo la situazione è cambiata, non si lavora solo con le mani, ma si lavora a volte, sembra, solamente con la mente. In effetti, mentre la chirurgia era nata evidentemente agli albori della medicina, ma si è sviluppata sempre attraverso un bisturi che tagliava i vari tessuti, arrivando nell'interno dell'addome o nella parete, eseguendo degli interventi. Attualmente si possono fare facendo dei piccoli buchi nell'addome, per esempio nel torace, e lavorando tramite le telecamere all'interno. Quella che viene chiamata per esempio la laparoscopia, la colicistectomia laparoscopica. Attualmente si è andata anche oltre, si è arrivato alla robotica, cioè si entra sempre con attraverso piccoli buchini con degli strumenti nell'addome e il chirurgo, seduto alla sua scrivania o anche in un'altra città, esegue l'intervento. In ogni caso la chirurgia è quella scienza che tramite degli strumenti particolari asporta, tra virgolette, il male alla persona, cercando di risolvere i vari problemi. Quindi qualsiasi atto chirurgico è incidere la parete del torace, dell'addome, della gamba, risolvere asportando il male della persona e risolvendo così i problemi del paziente stesso. Bene, la prossima settimana andremo un po' più a profondo.